Si è disputata la terza gara di campionato del torneo FIGC amatoriale fra Trinacria Porto Empedocle femminile e ASD Atenea Futsal di Agrigento. Gli ospiti vincono per ben 6-2 contro i padroni di casa del Trinacria, una squadra esperiente e molto ostica da affrontare. Per quanto riguarda l'Atenea Futsal, tutta la squadra ha giocato bene, ma l'attaccante Lobue Gaia ha messo il segno sull'incontro realizzando una tripletta e deliziando la tifoseria con la sua tecnica sopraffina. Da notare il ritorno con gol dell'esperiente Marcello Nitto che ha trascinato le compagne alla vittoria. È stata una bella gara preparata in maniera eccellente dal mister Roberto Arnone, capace di far giocare la sua squadra a memoria e prendendo le misure agli avversari. Mister, le vostre ambizioni per il campionato, dove volete arrivare? Ma più che ambizioni, la crescita giornaliera della squadra. La mia squadra è una squadra giovane, fatta di ragazze, la media di 14, 15, 16, 18 anni. Noi non ci poniamo limiti, però il nostro primo obiettivo è quello di crescere come squadra, come gruppo, tecnicamente e tatticamente e divertirci. Non ci poniamo limiti, non guardiamo la classifica perché noi facciamo il nostro di campionato, che è quello di una crescita costante e poi, ripeto, in questo campionato che è già difficile di per sé c'è per me una sola squadra accreditata a vincere questo campionato, che è il Ribera. Noi, ripeto, non guardiamo la classifica e continuiamo nel nostro cammino di crescita.